devastante, cioè bruttissimo come... non ho parole. È stata una notte complicata. Stanotte ho sentito anche i vigili del fuoco che stavano sistemando questo casino. 2 auto distrutte, un albero sradicato, ramaglie ovunque. Sono queste le sequenze che danno la misura della forza con cui il vento ha sferzato la Marca per tutta la notte. 100 gli interventi da Casiera a Riese, passando per la zona del Vittoriese. Qui siamo in via Romagna, Castelfranco Veneto, nel parcheggio privato di un condominio. All'1:30 il rumore sinistro del crollo che butta giù dal letto tutti i condomini, compresi i proprietari dei veicoli, una Fiat Panda nera e una Laguna beige. Tra loro c'è anche Rabdi Abdelkader, che ora si ritrova senza la sua Panda di 11 anni. Problemi grandi, anche freddo, piove, ghiaccio, come andare a lavoro. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco della stazione di Castelfranco che hanno chiesto il supporto ai volontari della protezione civile intervenuti poco prima anche in via Ospedale, sempre per il taglio di piante pericolanti. Abbiamo subito provveduto con i vigili del fuoco a fare il taglio per liberare la strada che era tutta occupata. Fortunatamente non c'era nessuna persona all'interno dell'abitacolo